da classe 97, ex giocatore di Empoli e Crotone, che in questo momento è di proprietà dello Spezia che lo aveva mandato in prestito allo Slovan Bratislava. Ad altri come quello di Samuel Di Carmine, si è parlato anche di Melchiorri negli scorsi giorni. La verità è che il Palermo in questo momento sta sondando il terreno per un eventuale nuovo attaccante, ma lo potrà fare solo in caso di una nuova uscita. Sappiamo che il mercato di uscita in Palermo, come dicevamo precedentemente, abbiamo preparato tra l'altro anche in questo caso una grafica in merito. Il mercato in uscita del Palermo è in qualche maniera rimasto bloccato necessariamente, viste anche le situazioni di mercato legate un po' a quello che era successo anche con l'esonero di Silvio Baldini. Il mercato in uscita in questo momento vede già una notizia concreta, quella di Silipo, che va alla Juve Stabia. Non c'è ancora l'ufficialità, ma l'accordo è praticamente già fatto. Silipo arriva in campagna con un prestito secco per un anno alle Vespe, e si dà la possibilità al ragazzo, al giocatore, di potersi finalmente esprimere, cercare di trovare più spazio possibile. Ma si studiano anche altre alternative in uscita dal Palermo, su tutte il nome di Giuseppe Fella, che ha delle richieste dal Cesena, nonostante oggi Eugenio Corini lo abbia indicato tra le possibili varianti a Brunori, nel caso in cui questo dovesse essere sostituito in qualche maniera. Ma c'è anche Edoardo Soleri in questo senso, e soprattutto per quanto riguarda sempre le uscite, si parla eventualmente di un possibile interessamento dalla Serie C a possibile offerta del Foggia, che è stata respinta dal calciatore, e però a quanto pare si lavora per fare andare il calciatore in prestito. Le possibili piazze interessate sono il Renate, che è in Serie C, così come appunto il Messina, che come vedremo ha fatto delle uscite anche nel reparto con un elemento di esperienza che a Palermo, bisogna dire, non ha avuto molta fortuna. Quindi ragazzi, per quanto riguarda anche le novità sul calendario eventualmente della Serie C, leggiamo anche ancora qualche altro messaggio. Scrive Salvatore Morello: Silipo e Fella sono andati via. No, ancora Silipo, come dicevamo, non c'è ancora l'ufficialità, ma l'accordo è praticamente concluso, mentre Fella si sta lavorando per fare, insomma, uscire il calciatore per il calciatore stesso, appunto, e per il Palermo, che naturalmente vuole anche. Passiamo appunto al Messina. Come dicevamo prima, c'è questo interessamento anche perché è di oggi la notizia dell'uscita a titolo definitivo di Thiago Gonzalez, difensore che va a titolo definitivo al Novara. Ormai era fuori dai progetti tecnici di Gaetano Auteri, che però naturalmente ha richiesto un nuovo profilo per la difesa del Messina. Abbiamo anche in questo caso una grafica a corredo del Messina, che come dicevamo sta cercando anche di liberarsi di alcuni ingaggi che certamente in questo momento non sono particolarmente pesanti, ma che bloccano il mercato
Messina. Sappiamo che sono arrivati in questo momento giocatori come Daga e Camilleri. Si lavora per l'acquisto di Stefano Checchi dalla Mantova, ehm, Checchi che è un ulteriore nome per il reparto difensivo, e appunto notizie degli ultimi giorni quella del possibile arrivo di Michele Somma a Messina. In uscita ci sono sempre il profilo di Lorenzo Simonetti, che ormai non si allena neanche più con il gruppo, mentre per quanto riguarda il difensore Max Selic, e per quanto riguarda anche il portiere Michael Lewandowski, il Messina starebbe studiando eventuali trattative in uscita per il calciatore. Evidentemente sta attendendo delle ottime offerte per poterli cedere, perché altrimenti il Messina preferisce tenere questi due calciatori. Evidentemente il Messina sta cercando anche di costruire una rosa che possa essere il più competitiva possibile per la Serie C. Siamo ancora in attesa naturalmente dei calendari, che però, ricordiamolo, sono partiti intorno alle 18, quindi sicuramente ancora ci sono sono passati pochi minuti, diciamo, all'inizio delle varie procedure, quindi prima di avere le notizie riguardanti il calendario del Messina. Attenzione, ecco, potete vedere la breaking news, proprio in questo momento la prima partita del Messina sarà appunto con Messina Crotone alla prima. Naturalmente vi rimandiamo al nostro sito www.sportisili.it per tutte le novità riguardanti il calendario completo del Messina. Lì potrete trovare, come potrete trovare anche le altre news riguardanti il Messina che, ricordiamo, ha fatto a prolungare la campagna abbonamenti che a questo punto verrà prolungata fino al giorno prima, appunto, di Messina Crotone. Ricordiamo, la data dovrebbe essere quella del 4 settembre, al netto eventualmente di possibili anticipi ancora da stabilire, ma la campagna abbonamenti, ricordiamolo, è stata prolungata appunto fino al giorno prima della partita con il Crotone. Quindi per tutti i tifosi messinesi che ancora vogliono sottoscrivere un abbonamento con i giallorossi, c'è naturalmente ancora tempo per poterlo fare. Andando a leggere quelli che sono alcuni commenti, ci chiede Matteo Pulino che che sono 10.500 e ad oggi solo 4.000 biglietti venduti, nonostante questi acquisti e questa grandissima società. Forse una città piena di strisciati, qualcuno sottolinea, penso che si riferisse appunto al Palermo. Diciamo che in questo momento la campagna abbonamenti comunque sta procedendo abbastanza bene. È stato superato il record di abbonati, un record per la categoria. Insomma, capita in questo in tante città. Ma chi invece quest'anno la Serie D dovrà affrontarla e si sta preparando ad affrontarla nel migliore dei modi, vista la campagna acquisti che sta portando avanti, è proprio il Catania che ha a termine diversi colpi di spessore per la categoria. Ricordiamo, è arrivata gente come Giuseppe Giovinco o Giuseppe De Luca o ancora Gianluca Litteri, per poi non parlare di tutte le altre bandiere che sono rientrate da Lodi a Russotto, per formare un gruppo che possa lottare per la Serie C. Ebbene, il Catania chiude per un colpo in entrata relativa alla categoria degli under. Sappiamo che
in Serie D gli under sono fondamentali dal regolamento per scendere in campo, si è chiuso appunto per il portiere Alessandro Groaz. Groaz, che è un 2004, proviene dalle giovanili della Triestina e sarà appunto uno dei 2004 del Catania necessari tra le categorie appunto per le formazioni in Serie D. Ma il Catania, come era già stato anticipato nelle ultime conferenze stampa, non è solo su degli under per completare la rosa, ma anche su giocatori d'esperienza. Tra questi c'è il profilo di Ciro De Franco, difensore ex Cavese e Picerno, che ha grande esperienza in Serie C e in Serie D. E il calciatore dovrebbe essere un ulteriore over per rinforzare il reparto difensivo degli Etnei che naturalmente dopo la partita con la San Cataldese sono in preparazione per l'inizio del campionato di Serie D, che ricordiamolo non partirà più il 4 settembre, ma sarà spostato più avanti per appunto le note vicende riguardanti anche la questione Giarre. E proprio il Giarre in qualche maniera sembra avere soffiato un possibile acquisto ai